Corre la quarta giornata nel campionato Under 14 regionale. Amici della Wii Sport, facciamo tappa al Despar Stadium per la sfida tra Fair Play e Ragazzini. Formazione di Mister Ledo, reduce dalla vittoria per 2-3 sul campo dell'Aci Trezza. Dall'altra parte invece i ragazzi allenati da Mister Magri, i ragazzini che hanno beneficiato del turno di riposo la scorsa settimana. Vediamo allora l'11 scelto dal tecnico Ledo per affrontare i palermitani. Sudera tra i pali, Laganà, Pecora, Zaccaro e Reale sulla linea difensiva. In mediana ci vanno D'Angelo, Bonanno e Sanzarello. In avanti Giorgio Sudera, Parisi e Lauricella. Appena 2 minuti per la prima chance offensiva, con questo tentativo da parte di Lauricella di incunearsi in area di rigore e far partire il sinistro tra le braccia dell'estremo difensore avversario. Al 9° minuto, attenzione perché c'è un calcio di punizione in favore dei ragazzini. Sul punto di battuta si presenta Pelleriti, mette dentro in torsione Massarelli, è il più lesto di tutti a trovare il gol. 0-1 dei ragazzini, bellissima l'acrobazia da parte dell'attaccante ospite che sblocca il risultato al 9° di gioco. Minuto 17, prova a reagire immediatamente con la punizione di Reale che pesca Laganà. La formazione del Fair Play, il pallone sfiora solamente il palo. 24°, recupera il pallone ancora Pelleriti, chiede lo scambio al compagno, gli restituisce la sfera, il pallone passa ed è 0-2. Il raddoppio da parte di Pelleriti, servito perfettamente da Massarelli, gol e assist per lui. Ma attenzione perché la Fair Play vuole rientrare in partita, cross dentro, non arriva nessuno sul secondo palo. All'appuntamento con il possibile 1-2 si conclude così il primo tempo, amici della Wii Sport. Fair Play sotto al Despar Stadium, ragazzini in vantaggio sull'asse Pelleriti Massarelli. Partiamo col film del secondo tempo, ma non cambia il copione perché al minuto 37 calerà anche il tris. La formazione palermitana si prende la scena infatti Massarelli, che stavolta si mette in proprio, fa tutto da solo, scavalca il diretto avversario, fa partire un destro imparabile per Sudera. Siamo sullo 0-3, sembra aver chiuso la partita con netto anticipo la formazione di Mister Magri. Occhio però perché vuole reagire il Fair Play, c'è questo lancio da parte di Pecora per Sanzarello che a tu per tu col portiere avversario si divora la chance del possibile 1-3. Ghiotto tentativo per il Fair Play, dall'altra parte invece sono i ragazzini a sprecare, grazie anche all'ottima chiusura da parte del difensore del Fair Play. È stato Pecora in questo caso, poi il direttore di gara decide che questo intervento è valevole di calcio di rigore. Protesta Pecora, già ammonito, si rimedia il secondo giallo, espulsione, calcio di rigore. Sul punto di battuta Massarelli che batte Sudera, 0-4 dei ragazzini, e Massarelli festeggia la tripletta personale. 42°, entra Mendolia per Parisi, 47°, entrano Candela e Cannone per D'Angelo e Giorgio Sudera. Il neo entrato Mendolia fa partire questo pallone dentro per Sanzarello, ancora Sanzarello, parata centrale per l'estremo difensore dei ragazzini. Minuto 56, calcio di punizione di Bonanno, si impegna il portiere della formazione palermitana che riesce a sventare il tentativo mettendo la sfera in calcio d'angolo dentro consiglio per Laganà. Poco dopo è il momento di Arena e Marletta per Sudera e Sanzarello. Minuto 65, prova a mettersi in proprio allora Bonanno, gran destro il suo che si stampa all'incrocio dei pali. 1-4, arriva il gol della bandiera a 5 dalla fine per il Fair Play, un gol, una gioia personale di Bonanno che si conferma uomo in più della formazione nerazzurra. 66°, entra Sturniolo per Reale. Poco dopo soltanto il triplice fischia, amici della Wii Sport, partita che si conclude per 4-1 in favore dei ragazzini al Despar Stadium. Pesa la tripletta da parte di Massarelli, è una decisione di gara più che discutibile. Bellissima però la scena finale con i genitori del Fair Play che applaudono i propri beniamini. Un cordiale saluto e alla prossima.